Buonasera, bentrovati a tutti in campo, speciale calciomercato, grandissime novità questa sera, poi grandissimi ospiti telefonicamente, avremo l'allenatore del Cittadella, poi Michele Serena, l'ex allenatore della Spezia che sembrava anche sul punto di venire a Padova, Andrea D'Amico, uno dei più grandi procuratori che ci sono in Europa, per non dire nel mondo, che ci parlerà dei propri giocatori, anche di Inter, Juve e Milan e anche di qualche giocatore che dovrebbe venire al Padova. Avremo Paolo Bedin che è il vicepresidente della Lega di Serie B e ovviamente concluderemo la serata con Stefano Eder che ci dirà le ultime sul Padova e sul Cittadella. Ovviamente una puntata molto interessante, voi da casa potete intervenire mandando o telefonando, scusate, non mandando, telefonando allo 049 825 7159. Faccio un po' fatica a vedere perché il monitor è distante, abbiamo collegato proprio in questo momento l'allenatore del Cittadella che lo disturbiamo, ricordiamo che siamo rigorosamente in diretta, sono le 23:04, minuto più, minuto meno, con Claudio Foscarini in ritiro del Cittadella. Buonasera mister. Buonasera a voi. Allora, prima di tutto, ti ringrazio come sempre della tua disponibilità. Prima di parlare un attimino della squadra come sta andando, devo farvi i complimenti perché ho visto l'altra sera, sabato, una presentazione straordinaria del Cittadella, una partecipazione del pubblico, Claudio, che non avevo mai visto io una presentazione, tanta partecipazione e credo che questo sia una cosa che vi fa molto piacere. Sinceramente siamo molto contenti anche noi, e ci ha sorpreso in effetti positivamente, quindi siamo contenti, non ce l'aspettavamo un'affluenza così importante di pubblico, non ci aspettavamo tanto colore e tanto entusiasmo. Dopo per i 40 anni della proprietà e per la presentazione della squadra penso che poi magari meritava il Cittadella sicuramente una serata così. No, perché la meritava, non c'è ombra di dubbio. Io sono rimasto sorpreso, ripeto, tu poi li hai anche ringraziati pubblicamente della grande partecipazione, cioè la tribuna piena, cioè davvero io non pensavo che ci fosse così tanta gente, con tutto il rispetto, e questa è una cosa che mi ha fatto molto piacere da cronista. Ma sicuramente, guarda, noi qualche perplessità l'abbiamo avuta perché sinceramente magari dopo la conclusione del campionato scorso, che magari non è stato entusiasmante, dopo una prima parte fatta molto bene, allora pensavamo di aver perso qualche tifoso, di aver perso un attimino qualche entusiasmo da parte del pubblico di Cittadella, però nei momenti importanti credo che magari Cittadella si stringa attorno alla squadra e soprattutto attorno alla società. Poi sinceramente c'era anche una grande curiosità a vedere questa squadra ringiovanita ulteriormente, tanti giovani, tante belle promesse, quindi penso che da parte di Cittadella ci fosse anche questa curiosità di vedere magari una squadra rinnovata e molto giovane. Ecco, partire così credo sia da parte tua, di Stefano Marchetti, vabbè che voi stiamo proprio vedendo l'immagine della tribuna di sabato sera, dico partire così, credo anche da parte dei giocatori sia uno stimolo in più, cioè vedere una presentazione così, credo che anche essendo un giocatore dirà, insomma, mica siamo capitati nell'ultima squadra di Serie B, insomma. Beh, questo sì, deve essere per loro uno stimolo, innanzitutto capire che tanti giovani penso che hanno capito che sono arrivati in un ambiente in cui possono manifestare le proprie qualità, un ambiente ideale per crescere, noi lo ripetiamo da anni, vedere anche questo contorno, penso che magari questo possa creare motivazioni, possa dire che insomma siamo arrivati in Serie B, ma con una cornice giusta, proprio con un giusto abito, quindi penso che magari possiamo essere contenti, possono essere contenti anche loro per l'accoglienza che hanno ricevuto, soprattutto esteriormente, perché del Cittadella, della società, dell'allenatore, dei dirigenti lo sanno. Sapere che anche una tifoseria, un pubblico li ha accolti in maniera positiva penso che sia soddisfacente, soprattutto per i nuovi. Ecco, adesso io non faccio ruffiano con te, però devo dire una cosa, Claudio Foscarini, e anche in diretta qui a TV7 Triveneta, che mi è piaciuto tutto, ma in particolar modo il discorso che hai fatto tu. Te l'ho detto al termine della serata, ti ho fatto i complimenti, tu hai detto se me lo dici così, non so se pensavi che io scherzassi, però davvero mi sei piaciuto moltissimo, quindi ti rinnovo i complimenti che ti ho fatto privatamente sabato sera. Ma guarda, sono rimasto sorpreso dei tuoi complimenti, nel senso che
insomma non credo di aver manifestato qualcosa di particolare o di essermi espresso in maniera particolare, però il fatto che magari tu me lo dica, un addetto ai lavori che capisce, penso anche quando uno riesce a comunicare, trasmettere un messaggio, un addetto ai lavori, insomma, che non lo fa per fianaggi, ma lo fa perché crede in quello che dice, perché in quello che pensa, lo manifesta. Penso che sei stato sincero, quindi mi fai un piacere detto da te. Ecco, senti Claudio Foscherini, adesso parliamo un attimino della squadra, secondo giorno di lavoro o un giorno e mezzo al lavoro, visto che siete andati su al lavorone ieri, ecco come va il lavoro, anche se è presto per chiedertelo, e poi come stanno i giocatori e soprattutto i due che sono ancora a Cittadella. Non so per quanto, perché Biraghi dovrebbe andare via, però non ci sono richieste consolidate economicamente o in comproprietà o via discorrendo. E l'altro è Di Roberto. Ecco, tutto il resto come sta andando? Beh sì, in effetti abbiamo un paio di giocatori, questi due giocatori soprattutto, che potrebbero, usiamo il condizionale, potrebbero magari lasciare questa rosa, non lo so, o uno, o due, ecco, questo non lo so, comunque di questo si interesserà sicuramente la società. Per il resto credo bene, insomma, la cosa che mi interessava è l'ambientazione di questi giocatori in questo posto che io reputo importante e favoloso, perché abbiamo, sapete, qui è il nono anno che arriviamo, abbiamo anche un'accoglienza molto molto particolare, insomma c'è anche un rapporto importante, anche un rapporto di amicizia con Lavarone. Mi interessava che ci fosse che ci fosse insomma questa unione con il ritiro, ma soprattutto si calassero un attimino con la mentalità. Noi voglio quest'anno una squadra un attimino che riesca, al di là dei nostri obiettivi, a essere protagonista. I ragazzi hanno capito l'atteggiamento, dai primi giorni abbiamo dato degli indirizzi, degli input giusti. Sono soddisfatto, però lo sai benissimo, è un attimino anche prematuro parlarne. Claudio, cambierai qualcosa nel tuo modulo di gioco? Hai in mente qualche novità? Non ce la vuoi dire, però, oppure rimarrai sul tuo metodo di lavoro che hai fatto con successo tutti questi anni a Cittadella? No, guarda, lo scorso anno, 2 anni fa, siamo partiti subito col 4-3-3, lo scorso anno siamo partiti con 3-4-3. Quest'anno sto iniziando, non ho segreti particolari, stiamo iniziando con un 4-2-3-1 o un 4-4-2, questo un attimino per vedere certe caratteristiche di giocatori che possono essere utili giocare in un modo o nell'altro. Non posso dire se questo sarà il modulo che porteremo avanti anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, però ho iniziato così. Intanto mi serve questo modulo che è così basilare per conoscere meglio le caratteristiche dei giocatori. Ultima domanda, il direttore generale Marchetto, il direttore sportivo, ti ha portato Perez, Leonardo Perez, giocatore in comproprietà dal Pisa. Cosa ti aspetti da questo giocatore? Tutti ne parlano bene, ecco, cosa ti aspetti? Sarà la punta di diamante del Cittadella? Ma noi curiamo questo, io ho Perez, però non dimentico neanche Montini e neanche Dumitru. Ho 3 punti di riferimento, diciamo noi che hanno gamba, che hanno forza sulle gambe e che sanno attaccare gli spazi. Io penso che si possono alternare benissimo tutti e 3 lì davanti. Perez ho visto che ha una grande forza, una grande determinazione, una grande voglia, insomma, perché la categoria per lui è importante. Ha la possibilità, ecco, di dimostrarlo nei prossimi giorni, ma soprattutto nelle prossime partite. Le premesse sono buone, però ripeto, credo di avere 3 attaccanti che possono dare soddisfazione. Ecco, in conclusione, Claudio Foscherini, di questa telefonata, come sempre ti ringrazio della tua disponibilità. Ricordiamo che domenica, quando ci sarà l'amichevole, tutti i club, e all'altra sera il Presidente ha detto ci sono già 400 persone che hanno dato l'adesione e non sono pochi, che vengono su, fanno una giornata con voi a Lavarone, si portano le bistecche, la carne, il mangiare, organizzano le tendopoli, uso questo termine, insomma, è una cosa che io non vedo in nessun'altra società. E la seconda cosa che voglio dire, che non l'ho detto all'inizio, che mi è piaciuto molto quello che ha detto Paolo Bedì, che poi l'avremo al telefono, che è il vicepresidente di Lega, che ha detto che è l'unica società che ha la stessa proprietà da 40 anni. E tutto questo davvero, insomma, a livello di immagine, credo sia una cosa straordinaria dal punto di vista societario. Beh, credo, guarda, a volte magari tu sai, Giorgio, certi discorsi li abbiamo fatti, insomma,
noi proviamo a crescere anche su tanti aspetti, e per quello che mi riguarda soprattutto dal lato tecnico, eccetera, e soprattutto sui lati risultati. Il fatto che la società cerca di fare dei passi in avanti, anche magari di mettere in vetrina, esportare un Cittadella così un attimino più bello anche esteticamente, ci fa enormemente piacere. Questo soprattutto insomma viene recepito dai tifosi, perché quello che, come tu hai detto, quello che viene fatto domenica prossima qui a Lavarone, che si trovano 400, io penso che saranno anche di più, si trovano per fare una bella giornata di sport, vedere una bella giornata tra di loro, questi club, in più vedere la partita Siguri Cittadella, penso che sia qualcosa, insomma, ecco, vedo un ambiente, vedo una società, vedo una squadra, vedo i tifosi, insomma, che cerca di fare dei passettini in avanti nel modo giusto, nella direzione giusta. Questo a noi non fa che piacere. E io sono contentissimo che Claudio Foscherini sia rimasto per il 9º anno consecutivo a dirigere questa squadra, ricordiamo +2 nel settore giovanile, quindi in totale 11 anni. Grazie Claudio Foscherini, in bocca al lupo. Grazie a voi, buonasera, buonanotte. Grazie, buonanotte. Sì, ricordiamo ai nostri telespettatori che siamo rigorosamente in diretta, sono le 23:15, minuto più, minuto meno, potete telefonare allo 049 825 7159 per intervenire, e ovviamente noi ringraziamo tutti gli interlocutori, tutti i nostri ospiti che intervengono a quest'ora, anzi in diretta sulla nostra emittente. Vi ricordo che potete anche vederci in streaming www.gruppotv7.com o su Facebook, potete cliccare mi piace, questo anche ci fa piacere perché vuol dire che siamo seguiti, quindi cliccate mi piace su Facebook. Volevo dirvi anche che ci sono arrivati anche delle proteste un attimino da parte dei nostri telespettatori, da Gianmaria Coletto, poi li risponderò ovviamente anche da altri, e vi ricordo anche che un giocatore Luciano che ha giocato per 14 anni per Sante Chievo, oggi è firmato per il Mantova in Lega Pro, seconda divisione, per 2 anni, e quindi davvero la storia di Luciano tutti se lo ricorderanno per via del passaporto, per via del nome che si chiamava Heriberto, insomma questo giocatore che ha fatto la storia di Chievo è andato via dalla società veronese per approdare a Mantova, sempre lì vicino, per tentare la promozione con la squadra mantovana. Vabbè, detto questo, dovremo avere al telefono, stiamo cercando di collegarci, un allenatore che non ha trovato squadra, che però se la meritava, ma lui è ancora sotto contratto con la Spezia, vedremo se ne parlare. Vi ricordo che oggi il Vicenza ha perso 3-1 con l'Inter in amichevole, però è andato in vantaggio con Giacomelli, poi l'Inter ha pareggiato con Guarina al 42esimo, poi nel secondo tempo Belfodil ha siglato il gol del 2-1, il terzo l'ha fatto Pereira, però buona prestazione del Vicenza, del nuovo allenatore Lopez, che ha messo in difficoltà il Milan. Abbiamo collegato Michele Serena, che anche lui lo ringraziamo della sua disponibilità, lo saluto molto. Abbiamo Paolo Bedin, abbiamo Paolo Bedin della Lega Pro, poi avremo Michele Serena. Buonasera Paolo, grazie della tua disponibilità. Ciao Giorgio, buonasera ai tuoi ascoltatori. Beh, devo ringraziarti perché sei sempre disponibile. Allora, ti ho visto l'altra sera alla presentazione Cittadella, possiamo riproporre le immagini di prima, quando sei intervenuto in rappresentanza della Lega, che tu hai un incarico importantissimo, e hai fatto un discorso che l'ho appena riportato a un ospite, che nessuno l'aveva detto, però che è l'unica società che ha da 40 anni la stessa proprietà. Credo a livello professionistico non ce ne siano. Sì, penso sia un caso unico ed è sicuramente un merito che va scritto alla famiglia Gabrielli per aver portato una realtà come Cittadella, una città mi pare di 20.000 persone, che abbia un curriculum sportivo così importante in un campionato così competitivo come la Serie B. Tra l'altro una storia che continua e che anche quest'anno secondo me avrà un altro episodio importante di questa cavalcata professionistica, con un settore tecnico diretto da una persona che io stimo molto come Stefano Marchetti, e come anche un allenatore che ha il 9º anno di permanenza a Cittadella come Foscarini. Quindi un grande merito alla famiglia Gabrielli per quello che ha saputo regalare a Cittadella. Paolo, io voglio con te parlare un attimino della situazione del calcio, visto che tu lo conosci profondamente.
L'anno scorso, guardando, e tu ricorderai benissimo, il girone D della Serie D, se non ricordo male, c'erano all'interno iscritte in quel girone il Piacenza, la Pistoiese, la Lucchese, la Spal e un'altra che aveva una storia nel mondo del calcio e mi ricordo che è stata promossa addirittura il Tutto Cuoio. Poi nel meridione c'è il Foggia, il Cosenza, la Triestina, il Ravenna era l'altra che non ricordavo, il Ravenna, la Triestina, 18 squadre. Cosa sta succedendo al calcio? Società come il Vicenza che tu conosci profondamente, il Venezia fino all'anno scorso in C2, ecco le grandi città che sono a livello calcistico messe non male, dico malissimo. Ma questo è il motivo per cui stiamo cercando di prendere in Serie B, dove abbiamo fortunatamente un'autonomia importante che le società ci riconoscono in termini di provvedimenti e di mandati che vengono delegati al Presidente e quindi alla struttura, una serie di provvedimenti per evitare quello che è successo ormai ripetutamente. Noi avevamo delle società di Serie B che spesso e volentieri cadevano in Serie C, no, l'attuale Lega Pro, e poi o fallivano o comunque avevano un futuro denso di nubi e non di certezze. Il calcio non è un affare, è da sfatare il mito per cui fare calcio a livello professionistico sia una grande Un investimento. investimento o opportunità economica. Il calcio dà grande visibilità, però pretende grandi investimenti e regala spesso, ahimè, perdite e non guadagni. Noi dobbiamo cercare di invertire questa tendenza. Le nostre società, che spesso, come tu ricordi, sono società centenarie, massime espressioni di bacini di grandissima importanza. Hai citato il Piacenza, io vorrei citare la Triestina, l'Ancona, ne sono recenti casi di fallimenti e quindi di società gloriose che sono finite in terza categoria o, nell'ipotesi più ottimistica, in Serie D. Il calcio deve essere un'attività atipica, perché non può essere un'attività industriale tipica, deve essere una società ovviamente atipica, ma che ha degli equilibri economico-finanziari su cui deve basarsi. Se tu il salary cap che abbiamo inserito qualche settimana fa, e il financial fair play interno che noi cerchiamo di inseguire attraverso alcuni parametri economico-finanziari come il livello di indebitamento oppure il rapporto tra valore della produzione e salari, tende appunto a costringere in qualche maniera. Quindi non è una facoltà, è un obbligo, ma noi pensiamo che ormai si debba passare da questa strada, cioè un obbligo alle società di cercare di, oltre a mirare a un rafforzamento della parte tecnica e quindi a costruire una rosa competitiva, ma anche a garantire un equilibrio economico-finanziario che dia una prospettiva di progettualità, cosa che le nostre società e i nostri imprenditori hanno ormai molto raramente. Tu citavi una squadra che tu sai essere molto cara a me perché provengo da quella città e ho fatto il dirigente di quella città come Vicenza. Vicenza deve avere una prospettiva di medio e lungo termine e per averla deve raggiungere un equilibrio economico-finanziario che permetta ad imprenditori vicentini o comunque del territorio di avvicinarsi a una realtà come quella del Vicenza, ma è lo stesso per tantissime altre realtà. Oggi abbiamo società indebitate che non sono appetibili. Non essendo appetibili non trovano imprenditori interessati a rilevarle e quindi spesso e volentieri una vicenda sportiva normale, come può essere una retrocessione, perché lo sport è fatto di promozioni, retrocessioni, di stagioni positive, di stagioni negative, vengono vissute come un dramma prima ancora che sportivo e economico-finanziario, e questo non è più sopportabile. Non è più Ecco, accettabile. però Paolo, tutto giusto, però credo che in Serie B è difficile trovare una società appetibile. Se guardiamo il Padova è uscito perché aveva un presidente che ha pianificato i debiti a zero, ha dato addirittura un contributo economico alla nuova proprietà, ma sono delle chicche trovare una proprietà
come l'aveva il Padova. Ecco, in Serie B ci sono molte società che non hanno questa possibilità, ci sono molte società che vivono proprio col contributo della Lega, cioè diventa difficile Ma è per mantenere... questo, Giorgio, che questo calcio non può reggersi più su un conto economico che ha una voce costi superiore alla voce ricavi. E siccome la voce costi è al 70% determinata da una voce che è l'emolumento calciatori, quindi la voce salari, noi dobbiamo lavorare in maniera molto serena e anche direi in collaborazione con l'associazione calciatori, con la quale abbiamo un rapporto quotidiano molto intenso, affinché si cerchi di contenere al massimo i costi, di aumentare per quanto possibile in un momento di congiuntura economica negativa come questo i ricavi commerciali da ticketing, quindi da biglietteria, per arrivare a un pareggio di bilancio che permetta ad imprenditori sani di valutare a fondo l'acquisizione di una società calcistica. Altrimenti, come dici tu, avremo dei casi più sporadici che abituali, come quello del presidente Cestaro, che dopo aver dato tantissimo al calcio e a Padova ha fatto un altro gesto molto nobile, come quello di favorire un ricambio. Sì, io credo che Cestaro non dormirà la notte e penserà tutta la sua vita a Padova, a quello che ha fatto al Padova nel bene e nel male. Certo. Paolo, l'anno 21, concludo questa chiacchierata con te, l'anno 21 la Serie C, invece che Lega Pro la chiamo C perché sono di stampo vecchio, la C1 e la C2 non ci saranno più, ci sarà un'unica C con 3 gironi come una volta da 20 squadre per un totale di 60 squadre. Perché ti faccio questo preambolo? Secondo te ci sarà anche una B con 2 gironi fra anni e ne avete parlato in Lega oppure per il momento no? No, per il momento la B deve guardare a una riforma dei campionati che deve portarla a 20 squadre per 2 motivi sostanziali: per un motivo di sostenibilità economica, perché le risorse divise per 20 sono diverse che divise per 22, e per un motivo di calendario, perché il campionato di Serie B è un campionato troppo lungo, 42 giornate sono troppe, non lasciano spazio a un minimo di programmazione anche tecnica, agonistica alle squadre, non lasciano spazio alla rappresentativa di Serie B che si chiama B Italia e che sta avendo un grande sviluppo, e comunque nel panorama europeo ci sono vari esempi di leghe di seconda divisione a 20 squadre o a 18 squadre che devono essere il nostro benchmark, il nostro riferimento. Ecco Paolo, da quando pensi arriveranno 20 squadre? Avete un tempo per questo oppure magari se qualcuna nell'anno 21 non avrà la possibilità economica valuterete in questa situazione senza ripescare qualcun'altra? Ma sono 2 i metodi o le strade con cui possiamo scendere a 20. Una che non ci auguriamo, che è quella che una squadra delle nostre non riesca ad iscriversi. Quest'anno siamo andati molto vicino con il Siena, che ha avuto seri problemi relativi all'ammissione al campionato, poi fortunatamente anche con il nostro aiuto ce l'ha fatta. E il seconda strada è quella di trovare un accordo con la Lega Pro relativamente a retrocessioni e promozioni per addivenire nell'arco di un paio d'anni, massimo 3, a una riduzione a 20 del numero di squadre. La Lega Pro ha fatto la riforma, è una riforma positiva che la allineerà alle altre grandi leghe con 3 gironi da 20 squadre, quindi solo 60 squadre professionistiche. Il nostro è un paese che per problematiche di natura economico-finanziaria e anche bacino d'utenza non può sostenere più di 60 squadre professionistiche in Lega Pro, quindi applaudo al coraggio che ha avuto la Lega Pro di andare a disegnare un progetto di riforma dei campionati come questo. Ecco, ricordo che la tua Serie B, visto che tu fai parte di questa categoria, comprende 9 società al nord, 7 al centro, 6 al sud, 12 regioni rappresentate, 5 le città non capoluogo, 2 derby, Padova Cittadella, Modena Carpi, questo per ricordare un po' i numeri della Serie B dell'anno 21. È un anno particolare.
hai fatto bene, è un anno particolare con molta rappresentanza al sud, erano molti anni che non avevamo tante squadre come quest'anno al sud, ma la Serie B, Giorgio, tu la conosci, è una categoria che ha sempre saputo regalare una varietà di squadre o per localizzazione geografica o per importanza, perché dalla Serie A ne arrivano 3 regolarmente, che la rende sempre un campionato molto appassionante. Sicuramente, nel ringraziarti voglio ricordarti, lo saprai già però l'ho citato prima, che il Vicenza oggi in amichevole ha perso solo 3-1 con l'Inter, stava vincendo per 1-0, ha perso nel secondo tempo, quindi ci sono i presupposti che ci sia una squadra competitiva quest'anno a Vicenza. Dico questo perché prima non c'era questo pensiero, però insomma dai, speriamo che il Vicenza riesca a far bene. Ce lo auguriamo tutti. Grazie Paolo. Un Salutiamo saluto, ciao. Paolo Bedin, ricordando che è il vicepresidente della Lega di Serie B, come sempre molto No, disponibile. no, no, Giorgio, Ho non darmi sbagliato, i meriti aspetta, sono direttore generale, direttore generale, vicepresidente Tedesco. te l'ho scritto giusto, ho scritto direttore generale nella grafica, mi è venuto a dire vicepresidente, porta pazienza, è una bella carica, chissà che un giorno tu diventi presidente, va bene Paolo? Assolutamente. Va bene, grazie Grazie. Paolo Bedin, direttore generale della Lega di Serie B, e vi ricordo che tra poco andremo in pubblicità e all'allenamento della pubblicità sentiremo Michele Serena, l'allenatore come dicevo prima che ha allenato la Spezia l'anno scorso, è ancora sotto contratto, sembrava sul punto di venire a Padova, poi a Vicenza, sentiremo direttamente da lui, poi avremo Andrea D'Amico, parleremo dei grandi club, Juve, Inter, Milan, come hanno operato nel mercato, e poi in conclusione di serata come di consueto Stefano Edler, parleremo del Padova, del Cittadella, soprattutto ancora del mercato del Padova. Voi da casa potete intervenire componendo lo 049 825 7159, io vado in pubblicità, voi rimanete con noi a tra pochissimo.
Rieccoci tutti in campo, calciomercato, in diretta TV7 Triveneta, rigorosa diretta 23 e 35, 36 come dicevo in diretta. Voi potete anche cliccare, anzi dovete mi piace su Facebook oppure guardateci sul sito www.gruppotv7.com e scrivete tutto quello che volete, noi domani sera poi ve lo ricorderemo. Già ho un annuncio che ha detto Gianmaria Coletto, ha detto il presidente Panocchio non ha assolutamente detto che l'obiettivo sono i primi posti, ha solo detto che vogliono far bene, che in campo tutti vanno per vincere. Se poi volete travisare per far polemica, prendetevi voi la vostra responsabilità. Gianmaria non è far polemica, lui ha detto che... Pronto, buonasera, abbiamo collegato Michele Serena, l'allenatore, che lo saluto, lo ringrazio, visto l'orario. Buonasera Michele, grazie. Ciao, buonasera a tutti. Allora, la prima cosa, fa un piacere a noi, straordinario, ti ringrazio come sempre della tua disponibilità. La prima cosa che ti chiedo, io leggevo il tuo nome accostato al Padova, al Vicenza, ad altre società, ricordiamo che tu sei ancora sotto contratto della Spezia, se non l'hai rescisso, ecco, com'è la tua situazione contrattuale con la società che tu sei dipendente e se ci sono state delle richieste che ti ho appena accennato? Beh, io sono sotto contratto ancora con lo Spezia, non abbiamo rescisso e no, con il Padova non c'è stato assolutamente nulla e qualche chiacchierata poi negli ultimi 15 giorni con una squadra di Serie B e una di Lega Pro. Ecco, non hai avuto nessuna, diciamo, solo una chiacchierata, non hai avuto una richiesta? No, poi non si è concretizzato nulla, per cui sono a casa praticamente adesso. No, ecco, certo Michele, che però... tutte le panchine sono occupate. Ecco, può essere, uso un termine improprio che non carino, può essere che fai fatica che perché sotto contratto avevi un contratto oneroso. Ti faccio un esempio, a Vicenza è andato Lopez e prende 45.000 euro di ingaggio, a Padova il buon Dario Marcolin prende 75.000 euro l'anno, cioè sta cambiando un po' il calcio, ecco, magari incontri delle difficoltà sotto un problema di vista economico oppure per te non esiste questo problema? No, non penso che sia un ostacolo, anche perché non ne faccio una questione puramente di soldi economica. Certo è evidente che essendo contratti in essere bisogna trovare una soluzione anche con lo Spezia che detiene comunque la titolarità del mio cartellino, diciamo così. Ecco, sì, appunto, bisogna che prima parlino con i dirigenti della Spezia. Michele Serena, una Serie B, dicevo prima con il direttore generale della Lega, che vede molte società del sud, 6 e 7 del centro, praticamente un numero esorbitante rispetto agli anni scorsi, e solo 9 al nord. Una Serie B che per via del salary cap ha meno ingaggi ricchi come una volta, l'unica squadra che si eleva un po' mi sembra sia il Palermo. Sei d'accordo? Perfettamente, hai fatto un'analisi perfetta come sempre, per cui io penso che il Palermo sia la Juventus di qualche anno fa o il Napoli di qualche anno fa, per cui sia destinata e obbligata quasi ad ammazzare il campionato. Però attenzione, non è così semplice come possa sembrare apparire nel calcio di agosto. Ecco, ti faccio questa domanda, mica sono andato a casaccio, perché voglio ritornare agli allenatori, squadre che si affidano a allenatori nuovi come Gattuso al Palermo, come Liverani al Genoa, ecco, molte squadre che hanno come il Vicenza a Lopez, cioè molte squadre che hanno o il coraggio o per un lato economico, che ne so, cambiano le strategie. Una volta il Palermo avrebbe preso un allenatore di grido, oggi cambia e mette un debuttante. Sì, non penso che il Palermo sia una di quelle che lo faccia per problemi economici, penso che le potenzialità del presidente Zamparini siano notevoli, come dicasi per quello di Preziosi del Genova, sono scelte ponderate secondo me e vanno rispettate, poi magari c'è chi le condivide, chi meno, però... Insomma, inizialmente all'apparenza sembrano un po' azzardate, un po' strane, però ci sta. Non è che non possono avere nulla da trasmettere, possono avere anche loro sicuramente delle idee era valide.
Una volta i presidenti non si comportavano così, avevano, specialmente quelli come Zamparini o Preziosi, prendevano sempre nomi di grido, nomi importanti insomma sulla panchina. Poi invece quest'anno hanno cambiato modo di vedere o di proporre a dirigere le proprie squadre con un giovane debuttante. Michele, tu vivi nel Veneto, sei di Mestre, anche se hai giocato nell'Inter e in grandi squadre. Il Veneto dice che quest'anno ha due squadre di Serie A e tutte e due di Verona, il Chievo e il Verona, due squadre di Serie B e tutte e due padovani, il Padova e il Cittadella, e due di C1 che sono il Vicenza e il tuo Venezia, perché tu hai allenato anche il Venezia, oltre a aver allenato il Mantova e tante altre squadre, la Spezia, ricordiamo il Grosseto e tante altre. Ecco, come vedi le squadre venete, visto che avrai seguito sicuramente il lavoro del mercato delle 6 venete? Vabbè, io ho giocato tra l'altro a Verona, per cui conosco la piazza e la sponda giallo-blu veronese, diciamo. Sono giallo-blu anche gli altri, però, per cui ho visto che sono quasi a 15.000 abbonati. 15.000, sì, più o meno. Ecco, sì, per cui si sa che hanno una fame di calcio incredibile. È una piazza che dà entusiasmo veramente. Il Chievo è maestro del massimo profitto con delle spese molto calcolate per quanto riguarda la Serie A. In Serie B io penso che il Padova stia lavorando un po' sotto traccia, ma che poi alla fine riuscirà a costruire una squadra comunque competitiva. Cittadella sarà destinato, penso, a fare il campionato che gli spetta come tutti gli altri anni. Penso che l'obiettivo possa essere, ma mi permetto di dire questo, anche se non lo so, la salvezza, e vedo che anche il mercato stesso è orientato su questa linea. Vanno alla ricerca di giovani interessanti anche dalla Lega Pro. Vedi Perez, ultimo colpo, tra l'altro un ragazzo molto interessante. E per quanto riguarda la Lega Pro, io penso che il Venezia, a differenza del Vicenza, viene di slancio con entusiasmo. Vicenza invece si è salvato proprio all'ultimo minuto, diciamo, per cui vedo che probabilmente forse ha più difficoltà il Vicenza del Venezia. Ecco, poi ricordo che, non so, tu vai in vacanza a Jesolo, si allena Del Piero, magari qualche giornata potrai andare a vedere come si allena o come si allenano le squadre australiane, insomma. Sì, loro ho letto che arriveranno i primi di agosto, qualche capatina la faccio perché magari hanno qualche metodologia diversa dalla nostra. E quindi si può sempre imparare da tutti, insomma. Assolutamente sì. Allora, ascoltami, invece apro una parentesi e poi ti saluto e ti ringrazio. In Serie A, favorite sempre la Juve davanti al Milan, l'Inter, io dico Fiorentina perché la vedo rinforzata, il Napoli, ecco, in Serie A vedi sempre la Juve un po' più avanti delle altre? Sì, vedo la Juve e sono d'accordo con te, mi intriga parecchio la Fiorentina. Bisognerà vedere come riescono non so, a reagire alle pressioni che avranno, perché insomma non può più essere la meteora, e il Milan. Mila, io ti saluto, sono stanco di vederti a casa, anche se mi fa piacere così vieni a trovarmi qualche volta ospite in trasmissione, però verrei lo stesso anche se trovi qualche squadra, perché te lo dico non per lo sai benissimo il mio pensiero nei tuoi confronti, ti meriti una squadra, poi un allenatore che ha fatto bene, a Venezia con una squadra che stava fallendo, a Mantova con una squadra che è fallita, a Grosseto con un allenatore come quello lì, alla Spezia dove ha vinto campionato, Coppa Italia e Supercoppa. È impossibile che non trovi una squadra, perché davvero il calcio non ci capisco nulla se non la trova davvero, e ti auguro un in bocca al lupo che tu la trovi il più presto. Crepi il lupo, ti ringrazio Giorgio. Grazie Michele Serena, come sempre la tua Grazie a voi, disponibilità, grazie. buon proseguimento. Grazie, Ciao, dicevo ciao. Michele Serena che ha avuto davvero, ha lavorato molto bene, però naturalmente per via dell'ingaggio ancora alto che lo vede sotto contratto con la Spezia, difficilmente magari riuscirà a trovare squadra, a meno che non rescinde il contratto con la squadra ligure e trovi una squadra, io credo che sicuramente la troverà. Rispondo a Gianmaria Coletto che mi ha dato questa email, volevo dire che non abbiamo detto che il Padova deve vincere il campionato, abbiamo detto che il presidente, abbiamo la
amministrazione, l'ho ricordata appositamente Gian Maria, che il Padova può lottare per inserirsi nei primi, non per vice campionato, per inserirsi per lottare nei playoff. Abbiamo detto solo questo e credo sia anche una cosa piacevole, mica abbiamo detto qualcosa di male, le responsabilità non sono mica in questo. Se un presidente non ha detto che ne vuole vincere, ha detto che vuole far bene e che vuole lottare per andare vicino alle squadre dei playoff. Dunque non abbiamo assolutamente fatto per fare polemica, non vorrei ogni volta che qualcuno mi dicesse sempre di fare polemica, perché poi voglio ricordare che alla fine ho sempre avuto ragione con il Padova, non è che avevo avuto tante volte torto, perché con tutti i soldi che abbiamo speso con il nostro presidente Cestaro, che avremo la sfortuna di non avere mai più a Padova un presidente così ricco, potevamo essere in Serie A e lottare per la Champions, se non dico un'eresia, invece non siamo mai andati in Serie A e siamo stati in B anche un anno con fatica. Voglio dire, e i motivi ci sono, se volete ve li racconto, diventerei monotono e diventerebbe un monologo, non va bene, però sicuramente qualche errore è stato combinato, mi auguro che la dirigenza che è arrivata non commette gli stessi errori che ha commesso Cestaro, ovviamente avendo meno possibilità economiche di quelle che aveva il presidente Vicentino quando era al Padova, davvero che ha sprecato l'issprecabile. Vabbè, ne vedremo delle belle, ogni modo io mi auguro che il Padova riesca a far bene, come mi auguro che tutte le squadre venete riescono a far bene. Adesso andiamo a parlare invece di Serie A con Andrea D'Amico, che è un procuratore, ho qui la lista, eccolo qui, è un agente di giocatori importante, ho la lista, non li leggo perché ce ne sono una montagna, e lui è Andrea D'Amico, che lo saluto e lo ringrazio della sua disponibilità. Buonasera Andrea. Buonasera a tutti voi, ciao ciao ciao. Grazie della tua disponibilità. Stavo leggendo così un foglio che mi ha appena passato l'Elisabetta, dei giocatori che hai, diciamo che sei l'agente. Ricordo Giovinco della Juventus, Criscito del Zenit Pietroburgo, Abate del Milan, Consigli dell'Atalanta, Lopez del Catania, Terranova del Sassuolo, Antonini del Milan, Meggiolini del Torino, Bolzoni, Lucci, Donati, è una caterba, inutile che li menzioni tutti. Cioè tutti giocatori di grande livello, Andrea, complimenti. Grazie Giorgio, sono tanti anni, quindi... Beh sì, vabbè, però vedo anche Vincenzo Iaquinta. Cosa sta facendo Iaquinta, visto che è sotto contratto della Juve, non lo so, lo è ancora? Vincenzo finisce il contratto con la Juve il 30 giugno del 2013 e adesso vediamo. Ci sono possibilità che trovi squadre? Ma dipende dal programma che lui intende fare in base alle offerte che avrà, vediamo. Ecco Andrea, e poi un tuo giocatore che hai avuto, non so, devi raccontarmi un po' la storia perché è curiosa. Quell'allenatore del Palermo, che è un giocatore che hai avuto, che sei stato agente, lo sei tuttora da una vita, sei riuscito a metterlo allenatore, sei riuscito tu a portarlo a Palermo, è stata una richiesta di Zamparini, raccontaci qualche segreto di questa operazione che nessuno se l'aspettava. Ma molto semplice, come ha detto anche il Press in conferenza, quando io ho visto che Sannino aveva la possibilità di non proseguire il rapporto, ho chiamato Zamparini e ho detto ma Maurizio, perché non pensi a Gattuso? E lui ha preso al volo il consiglio, ci siamo incontrati e dopodiché Marino gli è piaciuto subito, è stato in sintonia subito con lui. Ecco Andrea, nell'aver consigliato a un presidente come Zamparini un tuo assistito, non è che corre il rischio davvero che venga, tra virgolette, non bruciato, però sai, con Zamparini è un po' lunatico, se vanno bene le cose va tutto bene, però se va male dopo 2 o 3 giornate ti caccia anche via. Ma guarda, comunque è un passo molto importante per Rino, ha vissuto questa esperienza al Sion dove ha giocato, ha fatto l'allenatore. Cominciare a Palermo è sicuramente una cosa molto importante. Ecco, tu, scusami. Io sono sicuro che Rino possa fare bene, poi dipendono sempre dai risultati. Ti chiedo un voto, Milan, Inter, Juve, Fiorentina, Napoli, il voto da addetto ai lavori. Chi ha lavorato meglio in questo mercato estivo o che sta lavorando meglio? Ma insomma, la Juventus secondo me è ancora avanti a tutti. La Fiorentina ha cominciato un progetto importante, è chiaro che sono a livello di giocatori importanti, sono partiti altri come Jovetic, però insomma questo fa parte dei mercati che
vengono fatti in vista anche di bilancio, situazioni tecniche, un po' di tutto. Sono curioso di vedere Napoli senza Cavani. Ecco, ma prenderà Higuaín secondo te in Napoli, Andrea D'Amico? Si parlava proprio oggi che la trattativa con Real Madrid è un buon punto, basta che il giocatore dica sì, però il giocatore sembra sia richiesto anche da Mourinho. Dirà di sì a Napoli secondo te? Ma comunque Napoli è sempre una piazza importante. Benitez sta cercando di metterci la sua firma perché anche, come dimostra le scelte sul portiere, insomma, sta facendo l'allenatore manager come di solito si fa in Inghilterra, e Higuaín potrebbe essere la scelta giusta. È chiaro che tutti aspettano al varco il Napoli, che ha incassato questi soldi molto importanti per Cavani, e magari i giorni giusti per questi acquisti qua sono gli ultimi giorni del mercato. Ecco, Quindi, il presidente Andrea D'Amico del Napoli, che ha lavorato e che sta lavorando, credo in maniera intelligente, cioè oltre ad aver costruito una squadra molto competitiva, riesce anche a fare cassa, cioè mettere in banca del Napoli 120 milioni di euro, insomma è una bella cifretta, insomma, dunque sta cambiando qualcosa a livello di dirigenza, vedi i Dalla Valle che vendono Jovetic, insomma qualcosina cominciano a ragionare meglio i presidenti secondo te? sono stati molto bravi sia dalla Valle che De Laurentiis. Sono sicuro che il vantaggio importante di una società è quello di gestire il parco giocatori in maniera intelligente, prendere a poco, vendere a molto e cercare di tenere il livello sportivo sempre alto. Quindi a quella cifra lì era impossibile non vendere i giocatori. Ah beh, certo, do delle notizie che mi arrivano ora dalla redazione. Il Verona ha praticamente chiuso per l'acquisto dell'attaccante Samuele Longo dall'Inter, mentre Emiliano Viviano resta il portiere del Palermo anche in Serie B. Di conseguenza Stefano Sorrentino potrebbe cadersi o alla Fiorentina o anche in prestito così, credo, ma scritto al Verona, presterà così, alla Fiorentina, che così presterà netto al Verona. Queste sono notizie ovviamente di mercato. E poi vi ricordo che il Padova e Siena si contendono l'attaccante romano Martinetti, classe 81, non più sotto contratto con il Varese, mentre Chievo e Regina hanno trovato l'accordo per il centrocampista Alessandro Sbaffo, che passerà in prestito alla squadra calabra. Volevo chiederti, Andrea, tu sei procuratore anche di Bonazzoli che è stato al Padova l'ultimo anno, che se rimaneva a Cestaro molto probabilmente aveva anche la possibilità di rimanere anche lui, invece la nuova proprietà ha preso tempo e non vuole per il momento chiudere un contratto con Bonazzoli. Come vedi questa situazione? Secondo me Emiliano è un giocatore molto importante. Quando è venuto a Padova abbiamo fatto un progetto su un anno e mezzo, perché comunque derivava da tanti mesi in cui non veniva fatto allenare con la Regina. È chiaro che ha fatto vedere qual è il suo valore, è un ragazzo eccezionale, secondo me avrebbe la pena di essere tenuto, perché comunque non si trova sul mercato a costo zero un rapporto qualità-prezzo come quello di Emiliano, quindi secondo me il Padova dovrebbe ripartire con un nuovo corso proprio di Bonazzoli e perché no da Italiano, che adesso ha scontato la squalifica. E potrebbe, ma però c'è già Iori nel suo ruolo a Padova, Andrea. Sì, va bene, però Vincenzo è uno di quei giocatori che per ruolo, per qualità non hanno tempo e si potrebbe accontentare di un contratto equo, e quindi nel corso di un campionato c'è posto per tutti. Ecco, l'ultima domanda, Andrea, e ti ringrazio come sempre per la tua disponibilità. Hai qualche novità di mercato che me la puoi dire? Ci sarà qualche, uso un termine che usano tutti, bomba delle ultime giornate di mercato, oppure quest'anno ci sono pochi soldi e non ci saranno grandi novità o grosse novità da qui in avanti? No, le novità ci saranno proprio perché ci sono pochi soldi e quindi secondo me quest'anno in un mercato importante sarà anche della Turchia, perché ci sono gli arabi che stanno comprando le squadre turche, quindi
sarà uno sbocco importante quello di Istanbul, soprattutto. Gli arabi che vanno a portare i soldi in Europa. Dei Galatasaray. Certo, e Meggiorini rimarrà a Torino? Sì, per ora sì. Grazie Andrea D'Amico. Un abbraccio Giorgio, ciao. Grazie, come sempre molto gentile Andrea per la sua disponibilità. Ciao, grazie a voi. Vi ricordo sempre che siamo rigorosamente in diretta su Triveneta 049 825 7159, oppure cliccate www.gruppotv7.com, oppure andate su Facebook, la nostra pagina, e cliccate mi piace, mi raccomando, così se voi ci date la forza per continuare, noi cercheremo di migliorare anche questa trasmissione e di crearne delle altre nuove originali, sia a livello di web sia a livello di televisione. Siamo arrivati alla conclusione. C'è il mio amico Nicola Casa che è preoccupato perché non dicono nessuno che la Juve vincerà la Champions, il campionato li vuole la maglietta del Piero. Cercheremo di soddisfarlo che questa maglietta gli venga data, perché altrimenti non mi fa dormire la notte. Ringrazio che Claudio che è in emissione, ringrazio Elisabetta Corazzi in redazione, tutti quelli che collaborano per questa trasmissione, tutti i Campo Calciomercato, e ringrazio tutti coloro che ci cliccano e ci guardano anche sul sito www.gruppotv7.com e anche tutti in campo spogliatoi sul sito di Facebook. Stiamo cercando e io sto prendendo tempo in maniera anche un po' esagerata, perché dovrebbe rispondere Stefano Eder. Stefano Eder risponde dopo 8 squilli di telefono, perché naturalmente lo disturbiamo che stava andando a letto, però lui risponde perché lui è meravigliosamente ligio al suo dovere, quindi lo saluto, buonanotte Stefano Eder. Ciao Giorgio, buonasera a tutti. Non stavo andando a letto. No, non stavi andando a letto. Guardando un film, stavo guardando un bel film. Ah, che film stavi guardando? Che film stavi guardando? Analisi finale, lo stanno dando su Rete 4 con Richard Gere. Dovevi fare l'attore tu, dovevi fare Richard Gere della situazione. Detto questo, come va? Stefano, il Padova ieri ha debuttato, ha vinto 7-0, il Cittadella l'abbiamo visto alla presentazione, il Vicenza oggi ha perso 3-1 con l'Inter addirittura andando in vantaggio. Insomma dai, questo precampionato, anche se vuol dire nulla o vuol dire tutto non lo so, però insomma sta dando delle indicazioni. Abbiamo sentito Andrea D'Amico che era un po' risentito perché non è venuto Bonazzoli, abbiamo avuto una lettera, un'email di un nostro telespettatore che ha detto che il presidente Perocchio non ha assolutamente detto che l'obiettivo sono i primi posti, e allora gli ho risposto, me l'aveva detto. Insomma, una serata un po' movimentata. Raccontami rapidamente un po' tu di queste squadre venete. Ma io direi che sul fronte veronese si può andare tranquilli. Luciano dopo 14 anni è andato al Mantova, Luciano e Riberto, insomma, ecco. Vabbè, insomma, ma sul fronte veronese si può andare tranquilli. Sul fronte vicentino, vedremo. Certo, dall'aver praticamente essersi affacciati sul burrone, al fatto di essere arrivati lì e di essersi aggrappati all'ultimo momento all'appiglio fornito da questi imprenditori vicentini che hanno prestato i soldi per fare il campionato. Vedremo Vicenza cosa porterà a casa. Ma certo, alle volte quando tocchi il fondo magari tutto quello che riesci a costruire subito come dire, è la premessa magari per qualcosa di importante. Sulle due padovane, guarda, io in questo momento non voglio essere una Cassandra, però le premesse secondo me sono migliori a Cittadella che non a Padova. È una mia impressione, qualcuno mi dirà che sono prevenuto, ci sta, però non vedo una squadra costruita a Padova finora con l'idea di essere una squadra che possa andare oltre una salvezza che mi auguro non sia sofferta, ecco, perché non vedo francamente giocatori come dire, che possano far fare il salto di qualità a questo gruppo. Tra l'altro adesso abbiamo anche questa situazione di Iori che è un po' tutta da verificare, starà fermo 15 giorni, insomma in fase di preparazione di star fermi 15 giorni mi pare abbastanza già un contrattempo non da poco. E comunque non so per quale ragione stiano considerando il centrocampo completo dopo che hanno preso Ampuero e
ritorno di Ruggli, perché secondo me invece manca almeno un giocatore manca al centrocampo del Padova. Tu pensi che pochi minuti fa Stefano Andrea D'Amico aveva suggerito di nuovo Italiano, che è un suo assistito ovviamente, però l'aveva suggerito. Beh, non lo so. Non lo so perché Vincenzo non l'ho verificato come nelle partite di Perugia, che ha giocato, peraltro non ne ha giocate molte, quindi il playoff compreso. Non lo so, io certamente un giocatore come Zé Edoardo non l'avrei lasciato andare. Ecco, secondo me è un giocatore che anche per il campionato che aveva fatto quest'anno era sicuramente in grado di poter continuare questa esperienza in bianco scudato e avere comunque la possibilità di proporsi come una concreta alternativa lì in mezzo. Non lo so, non riesco a capire quali siano le strategie. Non sei soddisfatto del Padova, insomma, c'è No, poco ma da non è dire. che non sono soddisfatto, Giorgio, non è questione di non essere soddisfatto. Ritengo che, a parte, torno a ripetere, ha una politica tutta di prestiti. Allora, se l'anno scorso siamo arrivati ai prestiti e quest'anno continuiamo con i prestiti, a me pare francamente che, non lo so, cioè non è che i soldi non ci siano, ma i giocatori bisognerebbe anche acquistare. Cioè, il Cittadella fa la politica delle comproprietà, cioè acquista almeno il 50%. Però scusami nel darti ragione, voglio che far capire ai nostri telespettatori che è la cosa più importante. Loro fanno proprio, è una regola fissa di Marchetti, delle comproprietà, ma con diritto di riscatto a favore del Cittadella, per farvi capire. Biraghi, che è un ottimo giocatore under 21, era in comproprietà con l'Inter, però con diritto di riscatto non a favore dell'Inter o contro il riscatto a favore dell'Inter, ma con diritto di riscatto a favore del Cittadella. Al termine del campionato il buon Marchetti l'ha riscattato, oggi non ha mercato perché è un giocatore che vogliono tanti soldi, si parla addirittura della Premier League, del Sunderland in Inghilterra, non ha avuto nessuna richiesta, però sta di fatto che il Cittadella, come diceva Stefano Edel, si fa dei giocatori una cassaforte economica, insomma, mentre a Padova anche l'anno scorso si fa di tutto per non fare questo, insomma, ecco. Sì, è proprio questo che secondo me è un po' la cartina di tornasole per far capire che anche questa proprietà, come diciamo quella di Cestaro nell'ultima stagione, sta facendo le cose, come dire, non con i criteri che uno si aspetterebbe. Cioè tu dici, io investo qualche giocatore di qualche cartellino intero o comunque a metà, come dicevi tu, sulla base dell'esperienza del Cittadella, qualche giocatore me lo porto a casa. A me risulta che addirittura l'investimento sul settore giovanile sia quest'anno intorno ai 700.000 euro, cioè siamo ai livelli più bassi nella storia degli ultimi anni. Ora, se tu ti vuoi creare un vivaio e un ricambio, io credo che su certi investimenti non possono essere allesinati, non possono essere scontati, non ci possono essere i tagli che ci sono stati finora. Certo. Ripeto, anche perché questa nuova proprietà dispone dei soldi della Lega, che sono circa 5 milioni, e dispone anche dei soldi di Cestaro, pubblicitariamente parlando, che saranno tra i 2,5 e i 3. E con praticamente debiti zero. Va bene, dai, il solito discorso Quindi insomma siamo intorno agli 8 milioni, a me non pare che insomma con 8 milioni si fanno anche delle ottime squadre, forse anche di più, cioè anche meno di 8 milioni si investe sul settore giovanile, quantomeno 1,5 milioni, cioè non ho ben capito quale possa essere la filosofia. Diciamo che l'hai capita e non la vuoi ancora dire, Stefano, va bene? Diciamo che l'hai capita e non la vuoi ancora dire. No, ma non è questione, ovviamente come come l'esperienza suggerisce bisogna aspettare. No, insomma, io se devo dire la mia, puntare su Vantaggiato come punta centrale mi lascia molto perplesso. Per Vantaggiato e Bonazzoli avrei scelto Bonazzoli, ma per tante ragioni, perché Bonazzoli ha più esperienza, perché Bonazzoli certo, sì, sì. Bene, però ieri ha fatto 2 gol, vabbè, insomma. Tra l'altro ha dichiarato che è in forma. Tra l'altro li ho anche visti, insomma, li ha fatti praticamente da fermo di testa, girandosi, cioè a 2 metri dalla linea di porta, lasciato libero dai difensori di questa rappresentativa.
locale, ma non sono questi i test che contano, Giorgio, lo sai anche tu, i test che Certo, contano certo. sono quelli che arriveranno più avanti. Vabbè, anche se reputo io come qualità di giocatore avvantaggiato un buon giocatore, bisogna vedere se userà la testa. Vabbè, devo chiudere No, ma Stefano come... Sì, anch'io sono d'accordo con te, solo bisogna capire cioè questo qui viene da 2 anni che è praticamente di inattività, e questo che mi preoccupa. Quando il giocatore arriva da 2 anni di no, inattività, abbiamo visto per Bonazzoli quanto è stato difficile dopo 8 mesi di inattività portarlo a in primavera condizione, in certo. dopo che era arrivato a dicembre. L'unica, Quindi, l'unica roba Stefano svantaggiato è che fisicamente lui ha delle qualità, però dipende tutto dalla testa. Se ha voglia è uno che potrebbe far bene, se non ha voglia è un peso per la squadra. Staremo a vedere quello che accadrà. Stefano, io ti ringrazio come sempre per la tua disponibilità, sei sempre molto gentile, grazie a Stefano Edel. grazie a voi, buonanotte a voi. Buonanotte a Stefano, ricordo che siamo in diretta, siamo in chiusura, sono le 12:06 e dovrei aver chiuso da 5 perché c'è Claudio di là dall'emissione che mi fa stringi, quindi davvero siamo in chiusura e vi do appuntamento domani alle 23 con tutti in campo calciomercato, con tantissime novità, tantissimi ospiti e voi potete cliccare www.gruppotv7.com oppure sul nostro sito Facebook, tutti in campo, cliccate mi piace. Con questo è davvero tutto, vi auguro una buona notte e continuate a seguire i programmi del Gruppo TV7. Buonanotte.